Oggi ne ho eletto sindaco del comune di Cona, proprio fresco di risultati, con il 54%, sostanzialmente un trionfo al primo turno, essendo un comune sotto i 15.000 abitanti, ma comunque con la maggioranza assoluta, che è un peso maggiore che non avrei vinto con meno voti. Si compone così una filiera che parte dal governo nazionale, alla regione Veneto, ai neoeletti al Parlamento europeo, dai 7 per la Lega in questa circoscrizione, oltre al candidato di Fratelli d'Italia che ha supportato insieme al progetto civico. A Cona sono venuti tanti esponenti nazionali e regionali in questo periodo che mai prima d'ora era accaduto, quindi insomma da adesso c'è solo da lavorare. Adesso inizierà la responsabilità. Questi giorni ci riteniamo un po' per festeggiare. Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, è stata una campagna elettorale propositiva, non ci sono stati da parte nostra nessun colpi bassi, abbiamo fatto un bel programma, l'abbiamo esposto bene, non ci siamo nascosti dietro nessuna lista civica, abbiamo messo i nostri simboli e le persone ci hanno premiato, penso anche per questa nostra trasparenza. E hai già idea insomma di chi ti affiancherà in questa avventura amministrativa? Scusate, se potete passare. Scusate. Hai già idea di chi potrebbe affiancarti in questa avventura amministrativa? Ne avete parlato? In giunta? Sì, no, chiaramente abbiamo fatto con le alleanze che c'era, abbiamo già stabilito che appunto il vice sindaco era Dario Battistini. Questa è l'unica cosa che c'erano negli accordi precedenti, tutto il resto lo discuteremo questa settimana. Qual è stata secondo te la chiave, vista un po' anche la soluzione degli ultimi anni per chi ha vissuto la città e soprattutto la base di Conetta che è entrata nelle cronache nazionali? Qual è l'emergenza adesso? Insomma, di cosa ti occuperai principalmente nelle prime mosse? Beh, allora innanzitutto la base di Conetta, il Cona è diventata famosa in tutta Italia e questo ha fatto sì che un partito importante come la Lega abbia puntato tutta la sua propria forza per dare una risposta ai cittadini che tanto hanno dato a queste politiche migratorie. E come primo punto ci impegneremo nell'aspetto sociale, nel rivolgerci agli anziani, che riportare come un gesto simbolico il servizio di pulmino per il centro civico, per il centro anziani. Hai comunque già un'esperienza amministrativa alle spalle, essendo stato consigliere comunale a Padova, cosa ti porti dietro da quell'avventura? Beh, è stata una grande esperienza e soprattutto quell'esperienza lì mi ha consentito di avere grandi contatti all'interno del partito e questa nostra forza, questa nostra filiera la porterò qui a Cona per cercare di parlare nei tavoli in cui contano delle istanze di questo territorio. Ai candidati sindaci che ti hanno sfidato, cosa senti di dire in questo momento per il futuro della città? Beh, chiaramente di tutte le forze politiche della comunità, di lavorare insieme per quelli che sono gli obiettivi per migliorare appunto i servizi ai nostri cittadini, che non ci sono bandiere politiche, bisogna migliorare tutti insieme la qualità della vita dei cittadini di Cona. Grazie sindaco, buon lavoro. Grazie mille. Devi tagliare il pezzo che c'era